Principato di Aris che festeggia i suoi 600 anni, noi anticipiamo di una settimana l'avvenimento perché sarà poi il weekend vero e proprio protagonista qui al centro dell'attenzione non solo del Friuli Venezia Giulia, dell'intero nord-est, ma diciamo anche a livello nazionale. Allora Tiziana, ci puoi raccontare cosa ci sarà di particolare? Abbiamo organizzato 4 giorni di festa qui ad Aris. L'occasione è quella di festeggiare i 600 anni della mia attività che cadono il 15 di aprile, ma in realtà l'abbiamo un pochino più esteso per raccogliere tutto quello che Aris negli anni ha cercato di far conoscere alle persone, i nostri clienti o anche alle persone che comunque sanno che esiste, no? Iniziamo con venerdì 12 aprile. Io ho organizzato un appuntamento che è già un paio d'anni che lo faccio, 1 o 2 volte all'anno, non di più, perché è un'esperienza molto particolare. E si chiama la cena nel buio. Vengono su degli scenografi da Roma, oscurano completamente una mia stanza, ma oscurano davvero, cioè nel senso che non c'è proprio uno spiffero di luce, niente, e si verrà accompagnati all'interno del personale non vedente, i quali ci assisteranno durante tutta la cena, di tipo rinascimentale la cena, e dovranno cercare di indovinare che cosa stanno mangiando, che profumo ha, che sapori sono, con chi sono a tavola, che vino stanno bevendo. È una serata molto particolare. Ecco, so che mi avevi già accennato tempo fa che ci sarà qualcosa di particolare, no? I piatti curati anche come era all'epoca, no? Si mangerà con le mani, con le posate particolari, dunque la riscoperta della tradizione in un certo senso. Sì, abbiamo cercato di mantenere durante tutte queste 4 serate un po' lo spirito di una volta. Ci abbiamo studiato un po' quello che si mangiava e come si mangiava ad un tempo e lo riproporremo in tutte le nostre serate. Il sabato sera invece facciamo il nostro appuntamento mensile, che è la cena con delitto. Abbiamo scoperto però che i Savognan friulani hanno combattuto con i Gonzaga contro gli Sforza, e siccome i nostri attori che vengono da Cremona avevano una bellissima cena con delitto di tipo storico, abbiamo fatto una piccola aggiunta e insomma anche i Savognan parteciperanno in quel delitto lì. Non si sa chi si uccide. Diciamo così, avete fatto un po' unito l'utile al dilettevole. Sì, esatto. I nostri ospiti dovranno indovinare in una serata davvero emozionante ma soprattutto divertente chi è l'assassino e soprattutto il movente, e chi vince un premio che non si sa cosa. Praticamente gli darete la... No, non si sa, non si dice. Non si può anticipare. No, niente di che, insomma, però una cosa sicuramente sempre di tipo storico. E chi perde invece farà il delitto, nel senso pagherà doppio. Senti, poi sabato cosa ci sarà di interessante? Sabato, ecco, mentre domenica, ecco, domenica ci sarà? Domenica è il clou di tutte queste iniziative. Fin dalla mattina presto, verso le 10, la piazza di Aris verrà chiusa al traffico delle auto e la allestiremo un po' a livello rinascimentale, perché si parla di 1400-1500, no? E a pranzo faremo un bellissimo pranzo rinascimentale, si mangerà come una volta, come abbiamo detto, no? Bisogna prenotare però chiaramente, e si mangerà la zuppa nel pane, lo spiedo fatto lì al momento, no? E ci saranno tutta una serie di cose, di iniziative molto interessanti organizzate con la Proloco di Aris e con l'aiuto del comune, anche con l'assessorato, e ci saranno delle bancarelle con dei prodotti tipici della nostra zona, ma sempre quelli di un tempo, e anche degli artigiani che costruiscono con il legno, no? Tantissime cose simpatiche. In più abbiamo organizzato, per gli appassionati dei nostri territori, la visita guidata del Parco dello Stella con la biologa, la visita dell'acquario di Aris, ricordiamo che già accoglie fiore tante all'occhiello, mi permetto di sottolineare, fiore all'occhiello di tutta la regione. Certamente, unico e gratuito anche e soprattutto, ma qualcosina anche per i bambini, nel senso che ci sarà la fattoria didattica delle fornaci del Zarnica che organizza un momento interessante. Quello che raccoglieranno i bambini nel nostro Parco dello Stella verrà trasformato in sapone e gli verrà regalato, oppure con l'azienda Bernardi i bambini potranno fare il giro a cavallo e gli verrà rilasciato anche un attestato. Poi ci sarà anche il nostro pittore che disegnerà, si chiama Giorgione, viene da Portogruaro, e disegnerà i volti delle persone e soprattutto li colorerà con dei prodotti naturali, tipo il caffè, tipo il vino, cose di questo genere. In più ci saranno le carrozze d'epoca, si potrà fare il giro con dei bellissimi cavalli bianchi in carrozza. E noi il pomeriggio invece la buttiamo un pochino più sul divertimento con il chiosco e musica. La sera invece qui ad Aris, dentro il mio locale, perché ancora il tempo sicuramente non ce lo permette, organizziamo per gli appassionati della carne la cena della costata. Ad un ottimo prezzo, 30 euro la costata, le patatine e le bevande incluse. Insomma è tutto da vivere, tutto da gustare e conoscere bene un po' quello che è la tradizione friulana, riportando le lancette degli orologi e i calendari al tempo del Medioevo per conoscere, capire e scoprire magari quella parte sana del buon mangiare storico-culturale che fa sì insomma di dire c'è più gusto ad essere friulani.
Non siamo alla Camera dei Deputati, ma al Kire Leison di Aris di Rivignano per parlare con l'assessore Massimo Tonizzo. Abbiamo sentito prima la parte, come si dice, ludica, quello che succederà insomma in questi 4 giorni, invece con l'assessore Tonizzo andiamo a scoprire di che cosa si tratta invece, perché questa manifestazione viene fatta, 600 anni del Principato di Aris, e come si svolgerà a livello storico. Beh sì, insomma, la parte più importante, diciamo, che interessa questa manifestazione, che poi tra l'altro dura diversi giorni, come abbiamo visto prima, va a toccare un tasto fondamentale importante del nostro territorio, che è la storia, le origini, la cultura di questo territorio. Tra l'altro in un periodo in cui le amministrazioni fanno fatica a trovare le risorse economiche per poter promuovere la cultura, è giusto ed è importante che le pro loco, perché il termine stesso poi lo dice pro loco, ma assieme ai ristoranti, come in questo caso qui ad Aris, ma anche altre associazioni a Rivignano, insomma sappiamo bene che le associazioni collaborano molto spesso in questo, devono promuovere la cultura. Aris, abbiamo capito in questi anni, grazie a questa trasmissione, Omar, che di cultura ne ha parecchia e anche di storia. Ricordare un evento di 600 anni è un bel traguardo, è un bel risultato. E quindi qui ad Aris vogliamo un po' ricreare in queste giornate quella sensazione di storia, di storicità, di un passo nel passato. Aris ha parecchio da dire in questo senso. C'è quel famoso detto che poi viene modificato volta per volta, ma è l'antico detto che dice: dimmi da dove vieni, ti dirò chi sei. Beh, insomma, noi di Aris abbiamo una storia veramente pluricentenaria e vogliamo in queste giornate ricordare un po' quello che è il nostro passato e capendo da dove siamo arrivati, forse comprendiamo meglio dove stiamo andando. Poi va detto, insomma, con Villa Otello Savorgnan sempre al centro, no, dell'attenzione come capitale, in un certo senso, come fulcro per ripartire e riscoprire ancora meglio queste iniziative che si svolgono in questo territorio che, oltre all'acqua, oltre alla natura, oltre alla sua storia, insomma, è la sua particolarità, no? Questo è l'importante. Sì, beh, Villa Savorgnan fa da cornice, fa da protagonista, fa da elemento fondamentale e coadiuva un po' tutte le iniziative che circolano attorno a questo territorio, a questo paese. La Villa Savorgnan, sulle sponde di questo fantastico fiume, il nostro fiume Stella, diciamo fa da protagonista e da iniziazione a tutte le nostre attività. 600 anni fa la villa già c'era, i Savorgnan già c'erano qui ad Aris e hanno costruito proprio dietro la villa il primo insediamento industriale della storia. Ben 200 anni prima della rivoluzione industriale i Savorgnan hanno capito che il corpo di fabbrica era l'elemento più importante dell'abitazione, perché attraverso la fabbrica si riusciva a ottenere i soldi. E quindi insomma è una peculiarità che qui a Rivignano abbiamo, l'abbiamo riscoperta da poco, devo dire la verità, da poco, e adesso è giusto che noi rivignanesi facciamo conoscere al mondo qual è l'importanza di questo territorio dal punto di vista strategico per il Friuli di quegli anni, ma direi anche dei giorni nostri. Ad Rivignano d'Aris non ci sono monumenti da visitare per giornate intere. Il posto è piccolo e limitato, però insomma riusciamo ad emozionarci anche venendo a guardare queste manifestazioni e questo territorio che ha parecchio da dire. Insomma, saranno 4 giorni, insomma un weekend lungo, full immersion, per scoprire questa bellissima località al centro del Friuli Venezia Giulia. Cosa dobbiamo aggiungere ancora, Assessore? No, io dico solo una cosa, organizzare gli eventi e fare queste manifestazioni è un qualcosa di importante, qualcosa che ci parte dal cuore, a noi del nostro territorio. Quello che voglio dire ai nostri amici che ci seguono da casa, domenica prossima e lunedì prossimo, fate un giro ad Aris e Rivignano e venite a vedere quel poco che siamo capaci di fare e poi forse andrete via a casa con sicuramente un'emozione nuova, sicuramente avrete visitato un posto nuovo e sicuramente tornerete perché vi innamorerete come siamo noi innamorati del nostro territorio. Insomma, Aris, un nome, un cognome, una garanzia, un sinonimo di qualità. Non resta che prendere la macchina, la corriera, la canoa, la bicicletta, venite ad Aris perché solo ad Aris potrete dire c'è più gusto ad essere friulani. Beh, diciamo che siamo molto contenti di questa iniziativa del nostro assessore Tonizzo e niente, vi aspettiamo tutti il weekend, chiaramente, e lunedì qua, anche qui
tra i ponticelli qua, vecchi, antichi veramente, no? Antichi sapori per riscoprire questa particolarità, no? Certamente, e diciamo qua ad accogliervi, un abbraccio caloroso a tutti i nostri ascoltatori. Bene, grazie agli amici di Kyrie Eleison, questa è la coppa che regaliamo alla Juventus, perché sarà questa la Coppa dei Campioni che prenderà quest'anno, di latta, va a finire così, forza Bayer, non resta che augurare non resta che augurare a tutti voi gentili telespettatori un buon proseguimento di giornata con i nostri programmi e, come si dice in questi casi, alla prossima.